Entrambe le formazioni giocavano per la prima volta una finale regionale di Under 18, Bassano e San Donà di fronte per il primo posto nella maggior categoria giovanile, ma soprattutto per guadagnare l'accesso alle fasi finali nazionali. Entrambe le formazioni conoscevano il valore dell'avversario e lo temevano, anche se in campo non c'è stato affatto equilibrio. Netto il successo del Viotto Elettromeccanica San Donà per 3-0. Speravo molto in questa vittoria, anche perché l'abbiamo sofferta molto. E infatti abbiamo avuto infortuni, diversi infortuni, e è una bella soddisfazione. Adesso dal 7 giugno si aspetta a Trieste e cerchiamo di fare meglio. Non è tanto il titolo, che comunque è un traguardo importante di cui siamo fierissimi, quanto il fatto che il titolo ci dà l'accesso alla finale nazionale. In ogni caso questo era il nostro obiettivo dall'inizio, e anche se non ci fossimo arrivati, in quanto comunque è la meta, il viaggio è stato un viaggio difficilissimo ma bellissimo. Per il Bassano Volley, gruppo che ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie C, resta il rammarico per il pur storico secondo posto regionale. Sicuramente è una cosa storica, perché il Bassano non è mai arrivato fino a questo punto. Siamo soddisfatti, speravamo in qualcosa di più, però in una finale c'è sempre una squadra che vince e una squadra che perde. Questa volta abbiamo perso noi. Sicuramente noi abbiamo giocato una partita molto sottotono, potevamo fare di meglio. Allenamento, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ci siamo preparati negli ultimi tempi e non siamo riusciti a dimostrare il meglio in questa finale, che è andata come è andata, insomma. Probabilmente avessimo avuto un'altra possibilità sarebbe andata diversamente, almeno penso. Comunque un grande complimenti anche agli avversari, che hanno dimostrato di essere veramente bravi, e complimenti anche a loro e bocca al lupo per le nazionali. Paradossalmente questa settimana qua abbiamo fatto degli allenamenti belli, devo dire gratificanti anche per me. Purtroppo ci è mancato qualcosa nell'esprimere il nostro potenziale, perché sicuramente va dato merito agli altri di aver avuto un atteggiamento, e anche dal punto di vista tecnico una costanza, una qualità che da noi non c'è stata. Niente da dire sul risultato piuttosto netto dunque, anche se è la stessa San Donà ad ammettere che Bassano probabilmente non ha espresso il suo potenziale. Sono sicuro che il Bassano non abbia fatto una delle sue meglio partite, perché siamo consapevoli della sua forza, della sua unione, della sua coesione tra i vari elementi. Questa partita è stata veramente fantastica, è emozione su emozione, bellissimo, una vittoria collettiva di squadra e premia tutto l'impegno di quest'anno, è stato fantastico. Non ci sono parole appunto per descrivere quanta emozione ho provato in questi giorni, in quest'ultimo mese, dai quarti regionali a questa finale, a questa vittoria, fantastico. E sono sicuro che tantissime altre emozioni le vivremo tutti insieme alle nazionali. L'impianto che vediamo nelle immagini è quello di Pianzano, frazione di Godega di Sant'Urbano, dove opera l'Aurora Volley, che oltre ad ospitare le finali ha aperto i festeggiamenti del 25esimo societario. 2 splendide finali Under 18, sia maschile che femminile, quindi noi diciamo che abbiamo cominciato i festeggiamenti dei 25 anni nel migliore dei modi. Voglio ringraziare sicuramente la Deo Ex Machina, che è Renzo, e tutti i suoi collaboratori che gli hanno dato una mano, e quei ragazzi e ragazze che si sono prestati oggi in una giornata di festa a venire qui a dare una mano.